Quindi era questo essere adulti, avere un'auto che va da 0 a 210 e non superare mai i 60. Indovina il film? Questo non è facile ed è uno dei miei film preferiti. What's up, Jariners? Devi, un giorno mi cagherai o no? No, lo so già. Suono pure l'ukulele, su sempre 4 corde. Anche se probabilmente avrete già capito tutto dall'immagine di copertina o dal titolo, che devo ancora decidere. Chi mi segue da tempo sa che collaboro con Wilier Triestina e grazie a questa collaborazione negli ultimi anni ho avuto la possibilità di provare diverse bici, come i vari video in bici da corsa o con la mountain bike ibrida. Ma oggi si cambia musica, fioi. E assieme a Wilier abbiamo valutato, c'è il temporale, che non potevo non provare un qualcosa che mi si addice perfettamente. Se volete sapere di cosa sto parlando dovete per forza guardare il video fino alla fine. E siccome sarà un video descrittivo ma pieno di boiate, pieno di bragottate, di solito è sinonimo, non mi resta che intanto salire in sella e iniziare a spiegarvi le varie differenze. Demo in garage. Ale, e da così. E Ale? È da tanto che non lo facevo. Oh! E Ale? Subito semaforo rosso. Ben. Come ben sapete, come non detto, un altro semaforo rosso. Vabbè. Permesso. Bravo. Come ben sapete ormai, i motivi per cui vado in bici da corsa sono svariati, tra cui il fatto che mi aiuta a tenermi allenato per la stagione invernale e vabbè, per non avere la panza di poi perché è assolutamente uno sport che non dà traumi alle ginocchia e con le ginocchia che mi ritrovo se un ben fioi sono tutte rotte, e poi perché ti permette anche di fare un sacco di chilometri alla giusta velocità e trovo sia bellissimo riuscire ad andare più veloci di quanto lo si farebbe a piedi, ma gustandosi anche il panorama. Bella questa rotta ex. Rotta troia. La tosse. E permettersi di coprire distanze che se uno le facesse a piedi moriria. In Veneto acquista tutto più leggerezza. È anche vero che fa benissimo al corpo ed è uno sport sano, non inquina, ti fa stare all'aria aperta e affrontando salite, Maria santo, ti permette di bere quelle 12 birrette in più ogni sera senza farti sentire troppo in colpa. Ovviamente questo è un motivo personale. Mi fa piacere. Fatemi sapere qui sotto con un commento se anche voi non andate in bici per questo. Deia, non siamo mica professionisti. E poi ti porta a conoscere un sacco di posti nuovi e perché no, a vedere anche delle madonne durante i tornanti. E forse anche questo succede solo a me, non so, ma le vedo sempre volentieri, sono finito. Ma ti porta anche a inventarti un sacco di bragottate. Sui piedi, sui pedali, Roby, dai, respira, cerca di non morire. Ho detto respira, no, fa un infarto. Dai, gasato. Sta a sentà. Ma perché è così faticoso? Ma in fin dei conti la bici da corsa ti rilascia anche quelle endorfine così sane e pure che non so voi, ma quando tornate a casa dopo un lungo giro non vi sentite più, non ho più cambi, allegri, felici, contenti? Sì, ovviamente prima di svenire. E poi diciamolo, oltre a permettermi di fare Roby Sagan, sto migliorando, fioi, eccolo. No, vabbè, un'altra volta. Che meravigliosa sensazione ti dà quando arrivi in cima ad una qualsiasi salita. Sì, Socopa, ma soprattutto quando ti metti giù sui manubri e cominci ad andare in discesa a tuono. Ma quanto è bello! Giù il ginocchio qua a destra, Roby, che è la tua la curva a destra. Se vabbè il trattore qua lo fulminiamo. Ma tutte a me, anche in discesa, mai una gioia. Non è possibile. Certo che mi taglia l'aria, che è una bellezza, ma in discesa proprio, mai in pian. Eccolo, strada libera. Giù sui manubri di nuovo qua. Quanto è bello in discesa! Vai gasato! Non hai nessuno dietro, neanche davanti, solo e buse. Questo è il tuo tornante. Come le fa le curve? Sta bici? Ma cos'è, la fiera di Renato Pozzetto? Un altro? Il buongiorno si vede dal mattino. E infatti io sto caricando il letame. Ah ben cari, se questo qua perde una linea me decapita. Ma la strada è libera, lo superiamo in curva. Ma chi siamo oggi? Ma quanta potenza hai sulle gambe? Più di 2 trattori. Bella sta S, bella staccatona. Giù qua al ginocchio sinistra, lunghissima. E ringraziate che non avevo le scarpe che fanno fiamme o ciappava fuoco a paia. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, trova la I qui in alto a destra, sinistra, destra. Forse uno dei video più ignoranti che ho mai fatto. Ora, detti tutti i pregi, o quasi tutti, non mi resta che dirvi l'unica cosa che proprio non mi va giù della bici da corsa. Qualunque appassionato di ciclismo su strada sa benissimo che c'è una cosa che oltre a essere super pericolosa, è veramente nanose, ovvero il traffico. Se
appunto, e i camion particolarmente. Avevo fatto un video a riguardo sulla sicurezza stradale e sul rapporto fra macchine e bici, se volete vederlo sequeo. Ma come ben sapete, nonostante ci siano moltissime strade ciclabili e con magari poco traffico, lo sappiamo tutti, in bici da corsa a volte ci si ritrova per forza di cose in mezzo alle macchine, volenti o nolenti, capita sempre. Permesso, 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 permesso. E soprattutto in mezzo allo smog. Già, ed è qui che entra in gioco Wilier, perché oltre ad avermi aiutato ad essere uno schivatombini di qualità, schivatombini è comunemente detto per chi va in bici da corsa, è un termine che mi piace. Ha scelto di farmi diventare anche e voilà! Un friccatone con la gravel. Sì. Questa è la mia nuova bici, la Iena di Wilier Tristina. Quanto sei bella! Tutta nera poi, come piace a me. E ovviamente non potevo che presentarvela davanti alla montagna del Giarin. Che cos'è il Giarin? Per i non veneti, Giarin è ghiaino. Non a caso il termine gravel significa ghiaia, ovvero piccoli sassi, come questi e come questi. Ma passiamo a due info tecniche, tipo l'anima della bici, il telaio, che ovviamente può essere in acciaio, in alluminio, il carbonio, come questo, o anche nel più pregiato titanio. Essendo una bici pensata per questi terreni qui, si presenta con una struttura più endurance, ovvero uno stack più alto e un reach più corto, il che permette di essere più comodi e meno ingobbati, ma un po' più dritti. Ovviamente ne va a discapito dell'aerodinamicità. Non so se riuscirò mai a dirlo di nuovo al primo colpo così. Ma sì, niente di che, visto che io sono velocità. La differenza fondamentale tra una bici da corsa, e che si può vedere ad occhio nudo, sono le ruote, che passano da essere fine e lisce a grosse e semi-tacchettate. Un po' come il motocross, una via de mezzo insomma, dai. E ovviamente tubeless. Adesso questo è il terzo giro che faccio e non ho ancora bucato, tocca bae, però il rischio è alto, diciamo. Meglio avere una sicurezza in più. Inoltre il manubrio è solitamente più largo e più comodo, con la classica forma corno da ex, scusate, corno di vacca, sì. E come nella bici da corsa non mancano i freni a disco e ovviamente il cambio, che solitamente è monocorona all'anteriore. Poi ognuno può mettere quello che vuole, Ma ora direi che è il momento di passare da Robbie Sagan a Mattia van der Bregottel. Ma chi sono? Ma chi sono sulla sassaiola? Occhio. Maria Vergine, anche a sua sabbiavo. La cosa bella della gravel è proprio questo, che ti permette di fare dei percorsi che con la bici da corsa non potresti mai fare. E a differenza della mountain bike è molto più veloce, anche se ovviamente è meno ammortizzata. Non hai sospensione, fioi. Proviamo a farla in versione. Godito sospensione, no inversione. Altra cosa che trovo meravigliosa, oltre allo stare lontano dal traffico, è che ti porta a esplorare e conoscere posti nuovi. E ovviamente chi mi conosce sa la mia predisposizione al perdermi. Non oso immaginare cosa mi potrebbe capitare lungo dei sentieri inesplorati. No, qua no, non va. Ci sono anche dei pezzi da fare a piedi. Madonna, se mi sento Van der Poel adesso. Ben cari, ben messo perso. Devo andare di là. Come faccio ad andare di là? Torno in Rio. Giusto per rimanere fede a ciò che sono, andiamo a caso. Devo aggirare la situazione fiume in piena. Ma dove vado? Quanta potenza ho? Maria sui mezzi campi. Ben cari, ben. Occhio qua, occhio. Quello che un po' però mi spaventa, Zebise, oltre che andare via con una mano sul manubrio. E questo magari in bici non lo facciamo. Non è che proprio voglio cadere dentro il Brenta al primo giro. Maria, che pericolante. Ponti di fortuna, Tosi. E adesso dove vuoi? Quanto mi piace perdermi. Incredibile, ho ritrovato la rotta. A caso, Altra cosa meravigliosa è la zona in cui abito, che si presta moltissimo al mondo gravel. Tra l'altro non lo sapevo e per me è tutto nuovo. Occhio, sanghera. Risalendo il fiume Brenta ci sono centinaia e centinaia di percorsi e informandomi attraverso varie applicazioni ho notato che anche l'altopiano di Asiago ne è pieno. Ora, visto che sono totalmente un inesperto, se qualcuno di voi in ascolto ha giri da consigliarmi o comunque consigli da darmi, me li scriva qui sotto sui commenti e ci darò un'occhiata. Ogni consiglio se ben accetto, fioi. Grazie. Su come evitare forature, porco can che saetta, evitare di perdermi e soprattutto cosa fare in caso di morsi di serpente. Già, ho una paura bestia.
Piove, mormorava, calmo e placido. No, Brenta. Visto che con la gravel ho in previsione un sacco di viaggi e potrei passare direttamente nelle vostre zone, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun episodio e seguitemi su Instagram, che attraverso le storie potete vedere in tempo reale dove sono, e su Strava per vedere i percorsi e tutte le bragottate in anteprima. Chi mi segue su Strava sapeva che avevo fatto del Jarin. Devo essere concentrato qua in curva. In descrizione vi lascio il link che vi porta direttamente al sito Wilier, dove potete vedere il prezzo della bici, tutte le info tecniche e le varianti possibili. C'ho qua che mi tocca andare su in piedi sui pedali. No, sta sentando. Che fatica! Ma che bello! Fuori rotta. Come fuori rotta? Sì, fuori rotta sì. Sono in cima a una montagna del Jarin. Pendenza del 60%. De qua no. Nei prossimi video cercherò magari di parlarvi di aspetti più tecnici e, perché no, cercare di portarvi nei sentieri più belli di tutto il Veneto e dintorni. E si parla anche di... e farvi vedere quanto può essere bello pedalare in mezzo alla natura. Quello che però già so è che se in bici da corsa ce n'è già poca, non oso immaginare quanto nel mondo gravel non esista la mona. Vero o no? Figurarsi. E dopo 6 fuori rotta, anche per questa volta è tutto. Ci si vede presto e ci si vede alla prossima. Ciao! Sei fuori rotta? Ok, 6 birre medie e vado a bermi adesso.